Servono più regole, serve soprattutto una legge chiara. Su questo io ho avuto delle interlocuzioni direttamente con esponenti di governo con cui ho condiviso la necessità di arrivare a regolamentare i social network. Oggi i social network rappresentano una realtà virtuale in cui si annida cyberbullismo, in cui si annidano modelli iperperfezionistici che stanno provocando anche un disagio psicologico che non a caso è in esplosione dall'avvento di social network. È un ambiente in cui non ci sono particolari filtri e bambini di 9-10 anni, perché stiamo parlando di bambini, sono costantemente esposti a contenuti di violenza esplicita e questi episodi devono essere contrastati con una legge chiara. So che il governo con il decreto PNRR ha stabilito un'identità digitale a 14 anni, la Commissione europea si è esposta, la Francia ha normato questa disciplina e credo sia giusto che anche il nostro Paese arrivi a una legislazione in materia. Sappiamo che noi abbiamo depositato anche un provvedimento regionale, ovviamente di iniziativa regionale a valenza statale per quanto riguarda l'uso dei social network, tra l'altro è stata la mia ultima proposta parlamentare prima di diventare Presidente della Regione, e noi come Regione finanzieremo e promuoveremo degli interventi sul territorio per l'educazione all'utilizzo dei social network, perché a fianco alla restrizione serve anche educare e lo faremo insieme alle scuole, alle associazioni del territorio, ai tanti sindaci che ci hanno chiamato in questi giorni proprio per promuovere iniziative di questo tipo.